Allora, eccoci qua. Buongiorno, siamo qui col signor Evaristo Barazza, classe 1920. 1920. Signor Evaristo, ci racconti le fasi caratteristiche della sua vita? Beh, di guerra ricordo completamente ancora, chiaramente, il 23 dicembre 1942, Russia. Mi ricordo, se è giusto, sul settore determinato Pisello. Erano le 15 del pomeriggio del 23 dicembre 42 e Russia ha scatenato un inferno. Io ero di pattuglia, ero con gli alpini, il Gemona, come radiotelegrafista. Ho avuto l'ordine di mandare un telegramma al mio comando: aprite il fuoco su obiettivo 16-17, sono approssimativo. Il comandante del battaglione Gemona sembrava impazzito perché un alpino del Gemona ha riferito: comandante, le mitragliatrici non sparano. Ha dato ordine di caricare i zainetti a bombe a mano. Era nel buco dove ero io col mio tenente e ogni 5 minuti mi ordinava di comunicare, intensificare il fuoco. Devo dire, grazie a Dio, grazie ai nostri obici, abbiamo fermato l'attacco. Posso aggiungere una cosa: come nel buco era un amico paesano, Piero Pesotto, come secondo io ero capo RD, da Piero: prendi foglio e prima che facciamo il testamento. Aspetta che abbiamo ancora colpi a sparare. Questo è il più grande dono di Dio, di trovare la paura e il coraggio in equilibrio giusto. Io ho imparato durante la guerra questa cosa, perché la paura non serve a niente, il coraggio anche. Dopo una ventina di giorni eravamo in periferia di la buona città Nikolaev, e là il 2 febbraio abbiamo iniziato la ritirata. Ho avuto ordine dal mio tenente di distruggere la radio, i codici, per portare a casa l'orologio della radio. E a Conegliano, Il museo. è là. E abbiamo iniziato la ritirata. E allora, di tutto e di più. Posso ricordare che la cosa che mi dava più fastidio, più pesante, era il sonno. Ah sì. Non tanto il freddo, la fame. Sopportavo la fame e il freddo, però il sonno era qualcosa. Intorno all'8° giorno o 7°, non ricordo bene, la colonna era
ferma. Eravamo 4 assieme. Piero Pessotti, Pellegrino Cortese e un certo Maggiori. E io ho fatto una proposta. Ragazzi, fermo alla fine dei soldati di Napoleone, lasciamo la colonna e il tenente Maggi, che era con me lassù, Barassa aspetta domani, vengo anch'io con voi, ma non è che io comandassi, è destino. Una proposta, sì. Ecco perché il mistero della vita è talmente bello perché non si capisce niente e si capisce tutto. È andata bene. Dopo però è andato un piccolo episodio, 6-7 giorni, verso il 14° giorno, ci siamo fermati su una casa per riposare 1 ora o 2. Io sono entrato per ultimo, eravamo una ventina, nel 14°, squadra comando del comandante, pensa. E Piero Pessotti mi aveva riservato un posto tanto così piuttosto. Allora, vai più uomini sulla stanza così. Piero mi ha chiamato e sono appena cuccia per terra per slacciarmi le scarpe. Si è presente sulla porta un ufficiale, un maggiore, con pena bianca, e ha chiesto a che divisione appartenete. E i miei compagni rispondono, Giulia, che è il vostro più elevato in grado? Palazzo. Viene vicino e mi fa, perché questa casa è destinata alla Tridentina, divisione Tridentina, Salibia, non ti stai qua 2 ore, fra 2 ore ti sei libero, così. E mi guarda, di dove sei tu? Cornelia Cogni. Conosci la signora Checchino, Augusta Checchino, abitava qua a 300 metri, ma la conoscevo anche me, la bella signora. Io sono suo marito, lei. Tira fuori un pacchetto di sigarette. Se hai bisogno, io comando l'autocentro della Tridentina. Dopo non ci siamo più visti. Ho consegnato il pacchetto di sigarette a Piero Pessotti, a Giulia La Roccia. Ha distribuito, sono stato una. Io, grazie a Dio, potevo fumare, potevo mangiare, potevo fare da meno. Avevo una resistenza, grazie a Dio, da mulo. Diciamo, mi è andata bene. Quanti giorni è durata la sua richiesta? 17 giorni. 17 giorni. Cosa avevo mangiato? Io episodi, no? Decidi di raccontare. Sì. Ma la storia. E con le riva dopo? Quando è che vi si è accorti che eresi salvi? Siamo rientrati con... Aspetta, ti racconto l'ultimo piccolo episodio. Sì. Arriviamo a Kharkov, in Ucraina, all'ospedale. Era un pomeriggio, mi pare, era chiaro. Ho trovato una brandina nel corridoio e passa un ufficiale medico.
si ferma e mi domanda cos'hai. Tira fuori al piede sinistro che era congelato. Ha fatto vedere questo piede sinistro. E lui è il capitano medico. Parlava del dialetto e mi domanda dove sei tu. Ma cosa gli con l'italiano solito? E non mi conosci? Capitano non ha mai avuto bisogno dei medici. Testuali parole. Io sono il medico Carretta di Mansoura all'ospedale di Odessa. Guarda, E basta. Dopo 2 ore pensa, si presenta e corre sul corridoio. Dov'è quella colonia? E mi fa, se ce la fai andare in stazione con le 2 gambe, stasera parti un'altra volta e rientri, perché qua non siamo troppo sicuri. Pensa. E le parti Questo è colpi di fortuna. sì, e le torna a casa. Ma io ho avuto anche la fortuna di fare il mio lavoro come militare assieme sempre con un ufficiale. E sono diventato militare subito. Perché il tenente Spinola, nella campagna di Grecia, basta cercare Speroni, Rosa, ci salvi dei colpi di mortaio. Perché è importante andare a casa, anche se non diamo da eroi. Bravo. Perché io raccontavo, allora avevo le voci anche, raccontavo di Marietta e mia madre, ovvio, che mi preghi perché gli angeli custodi ti diano una mano. Raccontavo. Questa storia rientra in amicizia col tenente. E questi mi ricordo sempre. Vuoi che ti racconto un altro fatto? Certo. Ai piedi del Golico in Grecia. E il tenente Joao di Trieste, un ragazzo giovane, riunisce tutta la squadra a comando della 14ª e siamo a circa 1000 metri dalla cima del Golico e fa, ragazzi dobbiamo andare con la radio lassù. Qualcuno si offre, pensa, e caporal maggiore Costantini di Udine si è fatto avanti. Di conseguenza mi resta il comando gruppo. Come più alto ufficiale. Allora mi metto d'accordo con Costantini e invece di tenere la radio accesa continuamente, accendo la radio quando sento cantare le mitragliatrici e i mortai. La prima sera, tutto tranquillo, la seconda sera, seconda notte, verso l'una e mezza, sento le mitragliatrici, i mortai, eravamo a 1000 metri circa, in diretta. Accendo la radio e sento la sigla AZZ. Era all'indirizzo della mia radio. E ricevo, tenetevi pronti per obiettivo numero, è sparita una bomba agli affeminati. Basta. Caro. Boh, questa lì è veramente una cosa Ma pensa, interessante. aspetta, vuoi finire
Sì, certo, certo. Un mese dopo avevo già fatto le pattuglie e il tenente Spinola, quello che mi ha insegnato tutto, doveva sostituire un ufficiale perché stava male. Io ero appena tornato dalla pattuglia e viene a trovarmi, eravamo me e un certo Del Fiol, Nicola Del Fiol di Aviano. Sentai su una roccia. Si avvicina il tenente Spinola, Marazza, devo sostituire il tenente che era di qua, di Venezia. Vieni con me, pensa. Non puoi dirmi no. Salti in piedi. E Nicola Del Fiol, Marazza, se vai tu, vengo anch'io. E mi è andata bene. Ecco, è il destino, eh. Spettacolo. Lui è qua da Codogné, originario. E cosa posso dirne del paese qua? Può raccontare qualcosa di come che l'era a Codogné ai tempi, adesso quando che lui era un ragazzo, cosa si ricorda del Codogné? Qualcosa, sempre Posso le dire persone, quel che viene in mente. Posso dire che parlo del 1925-30 che ricordo, eravamo poveri, ecco Palacio era misurato. Posso dire che siamo andati in vita mangiando poi dell'ape, però grazie a Dio, con fisico da mulo, eravamo Cinque fratelli. 5 fratelli. Era tutti contadini quella volta, no? Non era altro, E vero? mi è andata bene, Sì, 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 sì. a differenza di Donatelli, 2 fratelli Tre fratelli. che sono morti tutti. Io ho raccolto l'ultimo, come dire, pensiero del primo, che eravamo prima di partire per la ritirata a Nikolaevka. Sei tu uno che mi chiama Sisto, guarda che primo Donatelli ti vuol parlare. Era anche lui del gruppo Corelliano, era 5 metri, mia vicino, era disteso su una slitta coperto con la mantellina. Sono ferito al petto, non era grave, però la temperatura andava intorno ai 20, 25 e si formava una gangrena sotto. E primo, le ultime parole, se vai a casa saluta mia moglie e il figlio che era appena nato, Renato, era appena nato. Io ho detto, ma tu sei fortunato, vai a casa in aereo. E avevo una braccia di miele, non so come abbia raccolta. Qua bacchetta di moschetto ho tirato fuori un po' di miele, ho messo in bocca. E poi ci siamo saltati perché era così. Così. È triste dirlo, E dopo non l'ho più visto. voglio degradarsi. Sì, sì. Questa è la legge. La legge è sopravvivenza, sì, sì. Questa è Quanti eresi che si è partiti di questa zona qua? Si è partiti tutti insieme, immagino, no? la divisione Sì. era l'ottavo Alpini, il gruppo Corelliano e il gruppo Belluno. 2000
uomini. Ma qua della zona del Colognè, di Cimetta, quanti eri? Qua a Codoglia era pieno di persone, eravamo, Una decina? sì, eravamo Se ricordi, i nomi se ricordi. 10, parlo del gruppo Corelliano. Sì, sì, con Eliane. Eravamo anche una fotografia, eravamo, Una decina. sì, E se tornavi? Quanti? beh, il primo Luchita non mi è venuto, alcuni non sono venuti. Penso, ricordo bene il Pellegrino Cortese Le tornai. che non è Non le tornato tornai. dopo ancora. Altri sì. Parlo del mio reparto. Sì, sì, del suo reparto. Sì, sì, non si ricorda. Così. E adesso che progetti ha Adesso Evaristo di oggi? devo organizzarmi perché voglio andare a sciare in montagna. Quando farò? Non ha perso il senso dell'umorismo? No, quello mai, vero? Quando sono arrivato all'ospedale San Camillo di Cremona, eravamo malandati e loro ho scritto un biglietto alla Marietta, a mia mamma. Quando vieni a trovarmi, portami una cosa come quella che fanno o miciolo al giorno del pane e vino, perché una volta i figli La pinza, pinza, sì, sì. perché non potevi dire porta a mangiare, portami Quindi una, quella roba là che fa quando che lei il panevin. portami una come quella che fa un Il miciolo ciolo, al giorno del pane. panevin. E invece mi ha portato, ricordo, una anitra, però eravamo già informati di non mangiare troppo. Ah sì? Perché allora? Se la voce era mangiare, ma attenzione a mangiare. Ah, non mangiare. E così adesso Questo è il racconto di Evaristo Barazza. Oggi adesso mi è rimasto ancora il buon umore, sì, ma poca forza. Un po' di spirito, ma poco. che comunque... È ripassato lo spirito. No, mi sembra che le buon... Grazie signor Evaristo di questa testimonianza. Adesso